Ringraziamo Antonella Falomi, responsabile informazione di TV, ci ha dato una grande mano perché, come ci dirà, Di Pietro dall'inizio ha detto che sostiene questa legge e sentiamo come poter proseguire insieme. Sì, gli organizzatori di questa manifestazione, Move On Italia, Indignerai e il Teatro Valle Occupato, hanno chiesto ai partiti del centro-sinistra di impegnarsi perché nella prossima legislatura, visto che non siamo riusciti in questa legislatura, possa essere cambiata finalmente la RAI e perché la RAI possa essere restituita ai cittadini. Io sono qui per dire a nome di Antonio Di Pietro, trattenuto a Milano per ragioni personali, che questo impegno l'Italia dei Valori se lo assume, perché le battaglie che questo movimento sta mettendo in campo corrispondono in larghissima parte alle battaglie che l'Italia dei Valori sta facendo per restituire appunto la RAI ai cittadini. Noi pensiamo che il male che aggredisce la RAI sia la sua dipendenza dai partiti, dal governo, dai conflitti di interesse. E allora per liberare la RAI da questa dipendenza è necessario intervenire con decisione e sono necessarie alcune misure che voi nei vostri 5 punti avete indicato e che noi condividiamo. Occorre innanzitutto che la proprietà della RAI non sia più del governo. Occorre che non siano più i partiti nella Commissione parlamentare di vigilanza a nominare i membri del Consiglio d'amministrazione della RAI. Occorre che la proprietà della RAI, il potere di nominare il Consiglio di amministrazione siano rimessi nelle mani dei legittimi proprietari, che sono i cittadini. Ci sono tante proposte che sono state fatte perché questo obiettivo si realizzi. E questo è l'impegno che noi ci assumiamo, ce lo assumiamo qui apertamente, senza se e senza ma. Diciamo che ci abbiamo anche provato, in occasione del rinnovo del Consiglio d'amministrazione, a proporre questi temi, a farli vivere concretamente questi temi. E purtroppo dobbiamo dire che si è trattato di un'occasione persa, che l'esito del nuovo Consiglio d'amministrazione è stato un esito deludente, perché è ancora troppo condizionato dai partiti, troppo condizionato dal governo, troppo condizionato da poteri che tagliano fuori quelle che sono che colpiscono al cuore la missione di un servizio pubblico radiotelevisivo. Il servizio pubblico radiotelevisivo deve diventare, se non lo è mai stato, il presidio fondamentale del pluralismo dell'informazione, del diritto dei cittadini a una informazione corretta, deve diventare lo strumento attraverso il quale il pluralismo culturale, sociale, politico che c'è nel Paese sia rappresentato. Perché quando in una televisione gente come Santoro, gente come Serena Dandini vengono cacciati via perché in qualche modo dicono qualcosa che non è gradito a chi comanda, vuol dire che la RAI non è quel presidio che dovrebbe essere e che deve tornare ad essere. Ci abbiamo provato col Consiglio d'amministrazione, abbiamo tentato di proporre un cambio della legge, ma il governo, come sapete, si è rifiutato di cambiare la legge Gasparri. Abbiamo provato anche a dire almeno cambiamo il metodo di elezione del Consiglio d'amministrazione, almeno facciamo in modo
che i cittadini possano esprimere delle candidature, che le associazioni possano esprimere delle candidature e che poi la Commissione di vigilanza le esamini e le scelta. Sono arrivate circa 400 proposte dalle associazioni, dai movimenti, dai singoli cittadini, di persone professionalmente preparate, competenti. Ebbene, queste 400 proposte sono state messe nei cassetti, nessuno le ha prese in considerazione e si è tornati al solito vecchio metodo della spartizione politica, della spartizione tra governo e partiti. Ebbene, anche quei tentativi che sono stati fatti di inserire persone degne della società civile dentro questo contesto finiscono per non giocare alcun ruolo. E infatti diceva prima Carmine Fotia, chi l'ha visto il nuovo Consiglio di amministrazione, continuano a essere negate informazioni importanti e quindi la battaglia che Move On, Indignerai, Teatro Valle Occupato stanno facendo è una battaglia sacrosanta e io voglio dire loro un grazie per aver riaperto il tema che sembrava morto. Quindi è importante che questo passaggio ci sia e noi saremo certamente al fianco di questa battaglia. Grazie. Antonello, scusa, prima abbiamo chiesto a Nichi Vendola questo impegno, anche tu ci stai dicendo che Di Pietro ha preso questo, c'era anche scritto questo. Noi, siccome è difficilissimo in questo momento, non so se c'è qualche giornalista, però noi vogliamo fare questo appello, se ci ascoltiamo tutti anche insieme, e vogliamo dirlo anche a Di Pietro tramite Antonello Falomi. Lui ha detto che l'idea potrebbe essere quella che questi 5 punti, è un fatto proprio fondamentale, c'è tesoro, vigilanza, Agcom, sono punti innovativi che in Italia sembra la luna, perché Monti noi non abbiamo qualcosa in particolare, noi siamo un movimento che cerchiamo di fare delle proposte. Siamo stati anche col popolo viola, abbiamo voluto contestare tante cose, abbiamo fatto questa legge Scarpinato. Chiediamo a te quello che vogliamo chiedere anche a Nichi Vendola. Chiediamo un incontro perché noi ci abbiamo provato anche qui, Di Pietro, Vendola e Bersani o chi sia del PD, per dire questi 5 punti, diciamo che sono una garanzia, Move On non è una proprietà di qualcuno, sono cittadini che cercano di spingere leggi che tutti dicono che sono giuste. Puoi dire questa cosa, Di Pietro, se ci possiamo impegnare, trovare pubblicamente, fare un incontro per dire facciamo una cosa innovativa, i cittadini fanno una proposta e la politica ascolta, ci vogliamo provare? Beh, senz'altro io credo che da parte di Di Pietro, dell'Italia dei Valori, questa disponibilità c'è e credo che si farà ogni sforzo perché questo tavolo politico, chiamiamolo così per usare un gergo un po' politichese, si realizzi in modo tale che ci si assumano apertamente gli impegni e si dica sì, effettivamente l'ipotesi che viene avanti attraverso la vostra battaglia è un'ipotesi realistica ed è un'ipotesi realizzabile. Quindi credo che questo impegno si può assumere senz'altro. Ok, grazie mille, speriamo di riuscirci.